Coronavirus in Veneto, sale l'indice di contagio. La regione chiede al governo di spostare il coprifuoco alle 23. Non esiste un caso Veneto, il direttore del Dipartimento Prevenzione risponde alle polemiche sull'incidenza del Covid in Veneto. Via i teloni dal Ponte Vecchio, svelata la nuova pavimentazione in grigio, piacerà ai bassanesi. Chiarita la dinamica del violento episodio di San Giuseppe di Cassola, arrestato un 33enne. Bagarra nell'Unione Montana dell'Altopiano, si dimette Munari, il sindaco di Foggia Bruno Oro, nuovo presidente. Al via Romano De Zelini, un questionario online per esplorare il mondo dei giovani in epoca Covid. Sabato a San Zenone i funerali di Elisa, morta mentre si recava al lavoro per il primo giorno di tirocinio. Intervista in esclusiva con Don Mazzi al San Bassiano ad un anno dalla delicata operazione. Un comune amico delle api per favorire l'apicoltura e la protezione della natura e biodiversità. Buonasera a tutti voi telespettatori, edizione serale di Bassano TG. Come consuetudine apriamo con i dati regionali sul Covid-19, il nostro telegiornale. Vediamo 142 nuovi casi positivi nel report delle 17, i ricoverati ospedalieri calano in area non critica, quindi siamo a -6, scendiamo a quindi attualmente ricoverati positivi a 744. Terapia intensiva stabile, siamo ancora anche nel tardo pomeriggio di oggi a 136 ricoverati, 4 invece il delta dei decessi. Per quanto riguarda invece i dati della campagna vaccinazioni in Veneto, vediamo la tabella, il totale delle dosi somministrate di 1.879.324, di cui 1.307.850 prime dosi e 571.474 sono i cicli completati. La percentuale di dosi somministrate su quelle fornite è pari all'85,5%. I dati dell'emergenza coronavirus, come avete visto, scendono, sale invece l'RCONT. La Regione Veneto chiede al governo di spostare il coprifuoco alle 23. Scendono i dati dell'emergenza coronavirus in Veneto, con la sanità che può finalmente respirare. Quel che preoccupa la Regione è in questo momento un indice di contagio di poco inferiore a 1. I numeri che la nostra prevenzione ci ha fornito sono un RT del 0,95, incidenza 97 su 100.000 abitanti, quindi questo è un numero buono, e l'occupazione ospedaliera 15% sia per le terapie intensive, il 15% anche per l'area non critica. Sapete che lì il delta è 40% per l'area non critica e il 30% per le terapie intensive. Mentre il dato, e lo diceva adesso sentendo anche il professor Pallù, dell'RT è un dato che ci preoccupa. Per evitare che questa situazione si trasformi in una nuova ondata o in una recrudescenza di focolai, sarà necessaria la massima attenzione da parte di tutti i veneti verso i comportamenti più virtuosi: mascherine, igienizzazione delle mani e distanziamento sociale. Ma sul piatto ci sono già le variazioni che le regioni hanno proposto al governo. Prima fra tutte lo spostamento del coprifuoco. Aumentare di un'ora il coprifuoco, quindi arrivare fino alle 23. La riapertura non in luglio ma dal 1° di giugno dei parchi tematici, di tutto quel comparto che era previsto il 1° di luglio. L'indicazione di riapertura anche rispetto alle piscine all'interno, che non sono previste da nessuna parte, il discorso di chiarire tutta la partita del wedding, degli eventi, che non è inserito, la possibilità della ristorazione all'interno. Non esiste un caso Veneto, così il direttore del Dipartimento Prevenzione, Francesca Russo, risponde alle polemiche sull'incidenza del Covid in regione. Io non credo che esista un caso Veneto. In ogni regione ci sarà il caso tipico di ogni regione e poi insomma ognuno con le proprie peculiarità che non sono sempre controllate dalle persone, perché il virus si fa controllare fino a un certo punto. La vaccinazione sì, quella può cambiare e modificare quello che può essere l'andamento epidemiologico sicuramente. Nella pandemia che ha colpito il nostro paese come il resto del mondo non esiste un caso Veneto. Lo precisa subito Francesca Russo, direttore del Dipartimento Prevenzione della Regione, in prima linea contro il coronavirus dalla sua prima comparsa nel febbraio
febbraio del 2020. Io faccio il mio lavoro, porto avanti quelli che sono i piani di sanità pubblica in linea con le indicazioni ministeriali e non mi permetto di valutare il lavoro degli altri. E quindi abbiamo adeguato le misure a quello che era lo scenario epidemiologico, così come deve essere fatto in sanità pubblica. I dati dei decessi non possono essere spezzettati per periodi, ma vanno conteggiati nella loro interezza. E il Veneto è all'8° posto in Italia per incidenza di mortalità ogni 100.000 abitanti, la situazione migliore del nord Italia. L'infezione ha interessato un elevato numero di soggetti e quindi i soggetti che erano più fragili per età o per patologie non sono riusciti a superare la malattia, ma questa non è una caratteristica del Veneto, questa è una caratteristica dell'andamento della mortalità in tutti i posti dove c'è un'alta incidenza. Ultimo appello dell'ULSS 7 Pedemontana, vaccinatevi, arriva un ultimo fine settimana ad accesso libero. Dovremmo pensare ad aprire la fascia dei cinquantenni al più presto, però non vogliamo lasciare indietro nessuno, per cui facciamo un appello agli ultra settantenni di venirsi a vaccinare. Ultimo appello, l'ULSS 7 Pedemontana vuole chiudere le vaccinazioni di chi ha fra i 70 e i 79 anni di età e lancia così un fine settimana d'accesso libero, ovvero senza prenotazioni. Venerdì a Roana, dosi a disposizione per i cittadini dell'altopiano di quella fascia di età. Sabato si potrà vaccinare senza prenotazione a Bassano e Schio chi ha tra i 70 e i 74 anni e domenica ancora a Bassano e Schio per l'età compresa tra 75 e 79 anni. L'orario sarà diviso per mese di nascita in tutti e 3 i giorni. Per quanto riguarda chi ha tra i 60 e i 69 anni, hanno già almeno la prima dose il 50% di questa popolazione, ma con le prenotazioni già fatte si arriva al 61%. Dal 13 maggio poi via alla sede dell'Eurobrico con 14 linee vaccinali. Andremo ad aprire l'ex Brico come centro vaccinale molto grande. Non sarà una vera e propria inaugurazione, ma sarà un'apertura per cui i cittadini saranno invitati a vaccinarsi dal giorno 13 all'ex Brico di Bassano. C'è invece un leggero rallentamento della vaccinazione con AstraZeneca, colpa di informazioni contraddittorie che variano troppo spesso, dicono i vertici dell'ULSS 7. Il Ministero mercoledì ha comunque confermato che la seconda dose sarà fatta sempre con AstraZeneca. Inoltre la seconda dose di Pfizer e Moderna da domani sarà fatta dopo 42 giorni e non più 21, però per chi ha già una data di prenotazione a 21 giorni di distanza rimarrà rispettata. E con il prossimo servizio vediamo la situazione dei contagi nelle scuole dell'ULSS 7. La situazione delle scuole vede un leggero incremento del numero di studenti o insegnanti che sono positivi. Attualmente in tutta l'ULSS sono presenti 59 scuole che hanno un positivo, diciamo così, nelle loro file, con 92 classi, diciamo così, interessate. Ricordo che è cambiato, diciamo, le modalità, che solamente le scuole dell'infanzia, in particolare adesso sono 12 scuole con 18 classi, vanno in quarantena, mentre le altri ordini di scuola praticamente viene eseguito il tampone quanto prima e se tutti sono negativi continuano la frequenza. E in anteprima vediamo le prime immagini della nuova pavimentazione e il Ponte Vecchio si scopre in grigio. Dimenticatevi il verde del massiccio del Grappa e dell'altopiano, dimenticatevi il rosa del marmo delle montagne venete, il rosso vivo del legno della balaustra, il blu della Brenta che corre verso sud. Dimenticatevi anche cappelli verdi, penne nere e tricolore, dimenticateveli pure, perché quello che si vede in queste immagini è il colore del Ponte Vecchio, grigio, anzi grigio cemento. A pochi giorni dalla riapertura del monumento nazionale sono stati infatti rimossi i teli che proteggevano la pavimentazione appena posata e ora qualcuno dall'amministrazione di Elena Pavan ci chiarirà se questo è l'effetto finale oppure se le piastre di terrazzo veneziano in salsa brenta dovranno essere lucidate, ripassate, sgrezzate. Per il momento l'effetto finale è quello che potete vedere e che molti bassanesi si sono trovati sotto il naso nelle prime ore dopo la rimozione delle coperture. A voi il giudizio, l'opinione. Perché, come dice il vecchio adagio, non è bello quel che è bello, ma è bello quel che piace. E poi il grigio, si sa, è un colore che sta bene con tutto. Peccato che resti quel che è, grigio.
Ed ora vi ricordo come sempre il cartello del nostro TG Linea Aperta. Se vedete situazioni di degrado come anche quelle che abbiamo visto nei giorni precedenti sul degrado dei bagni pubblici, quindi vi ricordo sempre di inviare foto e video al numero che vedete in sovraimpressione, quindi 340 3218 379. Torniamo ora sul violento episodio accaduto ieri a San Giuseppe di Cassola. La dinamica è stata chiarita e la polizia ha tratto in arresto un 33enne. Ma lei ha sentito delle urla, ha sentito qualcosa? Io no, però mi diceva mia moglie che comunque c'è stato un po' di frastone stanotte. Un bel po' di frastone, sì. Litigavano quindi? Penso comunque di sì. Il signor Daniele Trovato ci racconta di un violento litigio, di urla, rumori provenire dall'appartamento al piano superiore. Siamo al civico 49 di via Calibri a San Giuseppe di Cassola. Tutto inizia da una lite tra due ex fidanzati, lui 33 anni, marocchino, residente a Romano, lei 31enne italiana. La giovane rientra a casa dopo una serata passata con gli amici e trova l'uomo ad aspettarla sul pianerottolo. Dopo una furiosa discussione, il 33enne trascorre la notte da un amico che vive nell'appartamento all'ultimo piano della stessa palazzina. La mattina dopo continua ad infastidire la donna, la insulta, lancia bottiglie contro le finestre, finché lei, impaurita, decide di chiamare i parenti che avvisano le forze dell'ordine. Sul posto arrivano la polizia e i carabinieri. Nel frattempo, uno zio della giovane si arrampica sulle terrazze e raggiunge l'appartamento dove all'interno si trova l'ex fidanzato e l'amico, quest'ultimo bloccato in casa e minacciato. Il marocchino li aggredisce brandendo due coltelli e colpisce lo zio, un 42enne bassanese, che rimane ferito ad una gamba. Ha rischiato la lesione dell'arteria femorale. L'aggressore cerca di fuggire, si cala dall'esterno, raggiunge il poggiolo dell'ex fidanzata, cerca di entrare in casa ma viene bloccato dai carabinieri. Il marocchino è stato arrestato, si trova ora ai domiciliari, è accusato di lesioni personali aggravate, sequestro di persona, violenza privata e minaccia a mano armata. E sabato mattina alle 10:30 saranno celebrati i funerali nella chiesa di San Zenone degli Ezzelini di Elisa Girolametto. La 19enne è morta martedì mattina all'alba di un terribile incidente stradale mentre in auto era diretta a Montebelluna per il primo giorno di tirocinio come infermiera in una casa di riposo. Il feretro partirà dall'ospedale di Castelfranco. Elisa lascia il papà Diego, la mamma Marina, le sorelle Chiara e Beatrice. Venerdì sera a Rosario a San Zenone alle 20:45 a Carinati, veglia di preghiera per giovani e giovanissimi. Parliamo ora di scuola e di lavoro. L'Iregem di Rosà incontra le aziende per un progetto di avvicinamento degli studenti al mondo delle imprese. Giovani e mondo del lavoro, due realtà che la pandemia ha apparentemente allontanato, ma esistono ponti in grado di azzerare qualsiasi distanza. Uno di questi è quello costruito da Irigem, l'ente di formazione professionale, che oltre a preparare i suoi studenti al salto nel mondo del lavoro, ha il merito di aver sensibilmente accorciato anche i tempi di percorrenza su quel ponte. Già all'inizio del terzo e del quarto anno, i ragazzi dell'Irigem infatti entrano a contatto con la realtà lavorativa, un modo non solo per farsi scegliere dalle aziende, ma per essere nella condizione di poter scegliere. In questo contesto si inserisce l'iniziativa in collaborazione con i Milani, una delle aziende più innovative specializzata nella lavorazione della plastica, per approfondire l'importanza delle soft skills, le competenze trasversali. Fa tanto piacere che Irigem ci abbia invitato oggi a parlare agli alunni, a parlare di azienda, a parlare di quello che serve per uno studente che poi diventerà un futuro lavoratore. Quindi noi andremo a raccontare loro, abbiamo raccontato a loro quello che noi cerchiamo in un giovane lavoratore che entra a far parte del nostro team. C'è grande lungimiranza quando una scuola chiede l'intervento di un'impresa, che venga ad insegnare cosa serve all'impresa di adesso e del futuro. Quindi è importantissimo questo, perché è inutile che le scuole insegnino qualcosa che poi non serve nel mondo del lavoro.
Guardare al futuro vuol dire esserci già nel presente con dinamismo e dinamicità. Un atteggiamento che, se portato avanti nel mondo della scuola, fa la differenza per gli studenti e per le aziende. Tra le tante sfaccettature, la più importante sicuramente, quest'anno ce l'ha insegnato, l'apertura al cambiamento, essere pronti al cambiamento ed essere pronti anche all'interno di un'azienda a fare diverse mansioni, ad avere diversi ruoli, sempre mantenendo la propria identità. Quindi l'apertura al cambiamento sicuramente importante. Al via a Romano De Zelino un questionario online per esplorare il mondo dei giovani in epoca Covid. Il tavolo delle politiche giovanili comunale di Romano De Zelino ha finalmente sviluppato un questionario da divulgare a tutte le famiglie residenti nel comune e che comunque vivono il nostro territorio, proprio per capire e indagare quello che è le esigenze reali delle famiglie e anche gli effetti del Covid, di questa emergenza sanitaria. Fotografare insomma il mondo dei giovani e delle loro famiglie in epoca Covid. L'emergenza sanitaria ha stravolto le abitudini di molti, ha creato nuove esigenze, ha organizzato le nostre vite in modo diverso. Per questo è importante sapere, per orientare le politiche, pensare ai nuovi progetti. Il questionario è rivolto alle famiglie, ma in realtà è stato sviluppato anche per i ragazzi, quindi magari assieme ai genitori possono anche loro compilare la loro parte di domande. I dati raccolti serviranno poi per sviluppare le future iniziative, oltre a tutto quello che già c'è in essere e soprattutto anche per il periodo estivo. Il questionario in formato digitale è anonimo, raggiungibile attraverso un link o dalla pagina del Comune di Romano. Grazie anche alla collaborazione della nostra scuola verrà diffuso il link proprio per poter accedere a questo questionario. Cambio della guardia nell'Unione Montana dell'Altopiano, Munari si dimette, subentra il sindaco di Foggia. Avvicendamento alla guida dell'Unione Montana, spettabile reggenza dei 7 comuni. Il presidente e il sindaco di Gaglio Emanuele Munari ha rassegnato le proprie dimissioni, scegliendo di non sottoscrivere il verbale per il passaggio di testimone con il sindaco di Foggia, Bruno Oro. L'avvicendamento è avvenuto in un clima teso che conferma sostanzialmente gli attriti evidenziati da qualche tempo fra alcuni sindaci dell'Altopiano dei 7 comuni. E Don Antonio Mazzi è tornato al San Bastiano a salutare i medici che l'hanno operato all'anca un anno fa. Noi di Rete Veneta eravamo presenti, ci ha parlato anche di pandemia, di amicizia e anche del suo ultimo libro. A un anno di distanza dall'intervento chirurgico all'anca eseguito dal primario di ortopedia Giovanni Grano, Don Antonio Mazzi, che con la sua fondazione Exodus aiuta i giovani meno fortunati, è tornato a Bassano e l'amicizia con alcuni medici del San Bastiano, tra cui lo stesso Grano e il primario del laboratorio analisi Antonio Antico, è il sentimento che Don Mazzi mette alla base di tutto. Un clima, quello nel gruppo, che consente di sopportare disagi, di superarli, di consigliarsi e aiutarsi se si commettono errori, ma Don Mazzi in ospedale ha voluto essere trattato come un paziente qualunque. La componente professionale deve essere uguale per tutti e dobbiamo distaccarci in questi casi dalla persona, dal nome che abbiamo di fronte e quindi la professione va vista da questo punto di vista. Non ci deve essere nulla di diverso rispetto a pazienti diciamo con un altro nome. I pazienti sono tutti uguali. In questi giorni sta uscendo anche un libro scritto da Don Mazzi che ha voluto raccogliere alcuni episodi di vita vissuta che lui definisce pensieri notturni di un sognatore centenario. Una riflessione sulla mia vita, anche perché il Padre Eterno mi vorrà anche bene, ma insomma sai, allora incomincio un po' a scrivere situazioni. Infine un richiamo alla famiglia e alla scuola, alla cultura, aspetti così importanti e sotto pressione durante la pandemia, specie tra gli adolescenti. I 2 piedestalli della formazione, che è la famiglia e la scuola, sono in grande crisi. Bisogna assolutamente, va bene, che e la famiglia e la scuola riprendano il ruolo, che non si tratta di fare chissà che cosa, ma la presenza di un genitore è importante. Un comune amico delle api per favorire l'apicoltura, la protezione della natura e la biodiversità.
Non tutti sanno che il 20 maggio è la giornata mondiale delle api e che San Pietro in Gu è un comune amico delle api, perché mette in pratica iniziative ecologiche volte a valorizzare l'apicoltura e il benessere di questi straordinari insetti, sentinelle della biodiversità e fondamentali per la conservazione della natura e dei suoi frutti. In particolare, già attuati, abbiamo impegnato una lotta alle zanzare con trattamenti larvicidi che quindi non intaccano in nessuna maniera l'attività delle api e appunto anche trattamenti alle alberate quando abbiamo evitato di farli nel momento in cui queste sono in fiore. Tutto questo appunto per cercare di migliorare la qualità dell'ambiente e di favorire lo sviluppo di questi animali, di questi insetti che sono fondamentali per la nostra vita, per l'impollinazione delle piante che mangiamo e comunque per l'ambiente circostante. In chiusura di telegiornale vi ricordo questa sera alle 20 Sport in casa con Alex Giuliano. La puntata è dedicata alle arti marziali con Maurizio Mantesso di Scimpo. Focus 21:15 in diretta con il nostro direttore Luigi Bacciali. Interverranno questa sera Paolo Benvenu, Claudio Borgia, Pier Vincenzo De Pra, Marcello Marchioro, Monica Cuin, Alberto Villanova. In chiusura di telegiornale vi lascio anche alle previsioni del tempo di domani. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Sul nostro territorio continuano a scorrere correnti occidentali che condizionano la stabilità del tempo e la giornata di venerdì 7 maggio sarà decisamente incerta. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto condizioni di tempo molto variabili, al mattino nuvolosità irregolare, con cielo a tratti coperto ma anche con ampie schiarite soleggiate. Dal pomeriggio rovesci e temporali sui settori montuosi. Attenzione perché localmente potrebbero scendere fin verso le aree di pianura. Temperature stazionarie minime tra 7 e 12 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 16 e i 22 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora a Bassano del Grappa dove avremo poche novità. Anche qui ci attende una giornata caratterizzata da intervalli asciutti e maggiormente soleggiati, ad altri con più nubi e non si esclude anche qualche debole e occasionale piovasco. Infine temperature invariate. Dal meteo di Rete Veneta è tutto, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Bassano e Asiago. Lolato, soluzioni per star bene.